Questa è la prima retrospettiva in Europa di Nancy Gane, artista californiana di grande spessore che ha contribuito a scrivere la storia dell'arte del secondo dopoguerra. E Nancy Gane ha iniziato la sua attività all'inizio degli anni 50 in California e può considerarsi una delle protagoniste della costa dell'Ovest della cosiddetta scuola di New York, che si è formata tra la metà degli anni 40 e la metà degli anni 60 e quindi Nancy Gane ha dato un contributo molto importante subito dopo aver frequentato l'università a Berkeley assieme a St. Francis e a Peter Folkos, che l'ha istradata verso questo tipo di scultura, una scultura a fusione diretta e che dà come risultato un unico tentativo dell'artista e un'unica opportunità. Che cosa fa con questo expanding oval? È un intrico, come vedete, di vitigni che l'artista trova nella sua proprietà, una splendida casa ispirata alla secessione viennese del grande Bernard Maybeck. Raccoglie questi fasci di vitigni, li lega con fili di cotone stretti stretti, poi li riveste di cera, fa uno stampo e ci versa, bisogna prima che tutta la parte organica bruci all'interno e poi, con l'uso qualche volta anche dell'aria compressa, riesce a colare questo incredibile bronzo e il risultato è straordinario. È una specie di, direi, di ossimoro visivo, in quanto contiene tutte le possibili contraddizioni e tensioni. C'è la tensione tra la complessità di questi tralci e la semplicità complessiva dell'opera, tra l'opacità del bronzo e la trasparenza di questa scultura che lei chiama scultura lineare o scultura anche quasi trasparente, perché aperta, perché l'interno e l'esterno dell'opera d'arte sono in comunicazione, in comunione. E questa tensione si allenta, e qui sta la bellezza di questo ossimoro visivo, si allenta e diventa armonia, diventa conciliazione degli opposti. Questa scultura ha una sua caratteristica, quasi intima, ma Nancy Gane ha fatto anche delle sculture monumentali. Ha fatto una grande fontana per l'Università di California a Santa Cruz, 2 tonnellate di bronzo, una fontana che è stata eternata subito dopo il suo completamento dal grande fotografo Ansel Adams. È interessante come Nancy Gane sia giunta a questo risultato, perché all'inizio, negli anni 50, quando Nancy aveva circa 20-23 anni, aveva iniziato con delle sculture di gesso, poi di pietra, poi addirittura di cemento. E questi materiali poi sono stati subito superati da queste forme organiche in bronzo, perché erano troppo opache, troppo solide come materie. Questa invece appunto è tutto sulla conciliazione degli opposti. Interessante come riprenda poi nelle serigrafie lo stesso tema, non proprio dell'expanding oval, ma di manzanita, che è una pianta che cresce proprio nell'habitat naturale
California settentrionale, e riesca a realizzare queste serigrafie molto complesse che, pur essendo su carta, diventano tridimensionali perché sono stratificate. C'è una prima serigrafia di un unico color ocra, poi interviene con il colore, e poi una seconda serigrafia che parte da una riproduzione fotografica, e sopra questa caseina che dà una morbidezza a tutto l'insieme di quest'opera. Quindi si tratta di una serigrafia stratificata che diventa a suo modo tridimensionale, come tutte le sue opere, anche opere su carta.